Il momento è davvero drammatico per il nostro comparto del commercio, turismo e servizi. E come qualcuno mesi fa aveva ipotizzato, l'emergenza economica e sociale sarà ancora più grave dell'emergenza sanitaria. Circa 80 commercianti in centro a Marostica, altre decine tutto attorno. Il grido d'allarme è forte, il futuro molto incerto. E così l'installazione in Piazza degli Scacchi dell'artista di casa Marco Chiurato diventa una simbolica protesta culturale. Un buco nero, una gabbia, un silenzio assordante tutto intorno, e silenzio è il nome dell'opera, e una bandiera issata in silenzio, trasparente come un'Italia che a volte non si vede. Mi sono immaginato un commerciante che all'interno della sua attività cerca di scavare a fondo per trovare una via d'uscita, e scavando sbocca all'interno di questa piazza completamente vuota, però circondato da una gabbia, senza via d'uscita. Alcune categorie si sentono discriminate rispetto ad altre, eppure sono pronte a rispettare misure di sicurezza, protocolli sanitari, tutto quello che serve per ripartire. Stiamo vivendo veramente un momento drammatico, surreale, impensabile e direi psicologicamente frustrante. L'esasperazione diventa paura. La richiesta? Sospendere subito tasse, utenze, adempimenti amministrativi per tutelare imprese, fornitori e dipendenti, e avere aiuti a fondo perduto, misure di emergenza perché buona parte del fatturato 2020 è già andato.